Il percorso sarà lungo, ma l'intenzione è chiara: fondere le Confindustria del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con uno sguardo già aperto all'intero nord-est, un esperimento che primo in Italia manifesta la necessità per il sistema industriale di superare le barriere regionali e mettere in rete territori che sono già omogenei per filiere, produzioni e sistemi operativi, ma anche per un idem sentire che vuole farsi voce autorevole anche nei confronti della politica. Non saremo io e Giuseppe Bono a decidere, ma saranno le territoriali, che oggi hanno già dato un endorsement all'operazione, ma poi quello che sarà il risultato tra queste interlocuzioni che avremo nei prossimi mesi insieme ai direttori, insieme al nostro staff, sarà portato ai vari consigli generali delle varie territoriali. La partenza è buona perché abbiamo riscontrato comunque un grandissimo interesse. Il momento storico secondo me è questo: siamo in un momento di ripresa, alcuni rami, alcuni comparti industriali che stanno andando molto bene. Io ho già dimenticato il tema del divieto dei licenziamenti, perché quello che abbiamo bisogno adesso è anche di assumere persone. Purtroppo il blocco dei licenziamenti non ha permesso quell'osmosi tra le aziende che vanno male e quelle che vanno bene. Non è stato possibile fare formazione anche del personale. Allora, noi vorremmo essere anche, come dire, interlocutori della politica locale, per dire le aziende che non hanno futuro e che sono in crisi a un certo punto. Non è mica detto che li dobbiamo mantenere in piedi per forza. Cioè, prendiamoci le persone, noi saremo in grado di dire quali altre aziende invece hanno bisogno di persone, li formiamo, ci aiutano a formarle e quindi evitiamo di avere disoccupazione. Perché qui in Italia purtroppo abbiamo capito, abbiamo visto che disoccupazione vuol dire allontanamento dal lavoro. Uno una volta che è disoccupato, una volta che si prende la cassa integrazione non vuole più tornare a lavorare. Quindi a mio avviso le aziende non possono stare per anni in cassa integrazione, d'altra parte ci stanno perché se no non possono pagare, i dipendenti non possono prendere la cassa integrazione. Quindi è un circolo vizioso che a mio avviso noi potremmo, almeno per quanto riguarda queste che sono le regioni più vivaci, diciamo così, vedremo anche di stringere un rapporto più intenso con Emilia Romagna, che è l'altra regione molto vivace, e quindi per dare veramente un contributo.